gazebo che in origine risiedeva lì, in quell'angolo. Ci sono appunto i pezzi smontati, credo che anche questi siano, o non lo so, facenti parte del gazebo. Potete notare la siepe che sta già dando segni di estrema sofferenza da parte di questa cambio. Nessuno ha potuto più farvi quindi accesso perché è stato poi chiuso un bel giorno con una catena di lucchetto, senza preavviso, ripeto, senza cartelli, senza che nessun cartello fosse posto. Non voglio colpevolizzare nessuno, non faccio nomi, semplicemente questa è un atto che facciamo, spontaneo, così, impugnando quello che è la volontà di molti, perché è vero anche che c'è molta gente indifferente, forse non è il caso neanche di menzionarlo, magari non sa cosa significhi nemmeno il verde, o magari non ne conosce l'importanza. Ecco, dovrebbe essere fatta più sensibilizzazione nelle scuole, credo, perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani. E trovarsi in un mondo completamente cementificato non credo che possa far piacere, oppure un prato finto, erba di plastica, polimeri, non lo so, forse è quello che si vuole, ma in fin dei conti anche gli stessi che hanno voluto questo, che vogliono questo, magari il verde lo amano, quindi vanno in montagna, vanno in campagna magari, lasciando a parte il mare che vabbè, di verde non ne ha, però comunque è natura. Se questi signori si privassero di questi privilegi che la natura comunque ci ha dato, chiedo loro, cosa farebbero? Dico solo questo. E peraltro aggiungo, non lo ritengo giusto, perché ripeto che Mestre è una città che è venuta su male, molto disorganizzata, ci sono città che sono un esempio perfetto di simbiosi fra verde pubblico, parchi ben attrezzati, quindi natura, e nel contempo quindi città vivibile, quindi preso dal restante, diciamo, sottofondo, oppure arredo urbano, come vogliamo, e compresi i palazzi, ovviamente, certo quelli servono. Però il tutto deve essere sempre dosato così, parte da un pensiero, da un ragionamento ben logico, che deve portare il tutto a farci, diciamo, riflettere, a dare meno importanza al denaro, non perché non ne abbia, perché credo che comunque le cose vadano fatte in modo diverso e che quindi determinate cose possano salvarsi e che questi scempi possono effettivamente anche non avvenire, se c'è la volontà di non farlo avvenire. Spero che appunto si cambi idea con queste immagini, questo spaccato di questo parco così mal ridotto purtroppo, di questi alberi che comunque stanno soffrendo perché appunto sono vivi come le persone, anche se non possono spostarsi perché gambe non ne hanno, e quindi non possono ribellarsi a loro volta. Io chiuderei con le ultime inquadrature. Aggiungendo ancora che non c'è giornata più adatta, oggi, 2 novembre, il giorno dei defunti, pensare che questi alberi magari proprio oggi stanno morendo, metaforicamente, e che quindi da ciò che sono si trasformeranno in altro, in delle bare di legno magari, non lo so. Però voglio pensare ad altro, voglio avere ancora una speranza, anche se molto sfuggente.
speriamo insieme a voi. Stiamo uscendo, volevo farvi notare che non abbiamo svelato nulla, la catena così era, così l'abbiamo trovata e così la lasciamo. Scusa, ho detto grande faccia dopo. No. Anzi, io farei